Oggi siamo in compagnia di Mitya in un posto splendido che è un inno alla nostra Italia e siamo appunto in compagnia di una parte della famiglia Sirk. Ciao Mitya. Buongiorno, benvenuti. Grazie. Questo posto si chiama La Subida e La Subida è un resort. Sì. Cominciamo subito col chiederti da cosa nasce l'idea di un resort. Nasce dall'idea dei miei genitori di soddisfare un'esigenza e poi un passetto alla volta di crescere e di continuare a tenere viva questa esigenza e questa passione per chi viene a trovarci. La Subida è una piccola impresa a tutti gli effetti, un'impresa a conduzione familiare. Sì. Tu sei giovanissimo. Cosa significa oggi per un giovane fare impresa in Italia? È una domanda sicuramente molto difficile. Noi siamo fortunati da una parte a essere ancora una famiglia e a tenere tutto molto legato a noi, e dall'altra parte però ci sono tutti gli svantaggi di questo essere, e quindi il fatto di convivere con non solo la tua famiglia ma anche i tuoi collaboratori, il fatto di scontrarti con loro inevitabilmente nel bene e nel male. Sì, a proposito appunto di impresa a conduzione familiare con i pro e i contro, voi avete come mezzo di promozione uno splendido sito in cui si definisce, la vostra famiglia viene definita come una splendida famiglia. Sì. In Italia l'idea dell'impresa familiare dal tuo punto di vista persiste ancora come concetto, come idea più che in altri territori, e quali sono le difficoltà di dover avere a che fare anche in un business con una famiglia seppur splendida? Sì, allora sicuramente rispondere alla tua prima domanda è fondamentale, forse è la parte insieme al territorio e ai paesaggi che l'Italia è la carta che l'Italia può giocare in maniera più forte. Quindi sono assolutamente sicuro che il fatto di mostrare la famiglia e nel nostro caso accogliere come una famiglia sia la nostra carta vincente. Per quanto riguarda poi il lavorare come famiglia, normalmente ci è sempre stato sconsigliato, ci è sempre stato consigliato di trovare degli ordini più regolari, delle mansioni più scritte e delimitate, ma questo nel nostro piccolo mondo è impossibile. Quindi conviviamo. Credo che nel nostro caso sia ancora possibile, perché siamo bene o male i miei genitori, mia sorella ed io, o la famiglia di mia sorella ed io, e nel momento in cui dovessimo pensare alla prossima generazione sarà qualcosina da dover riorganizzare. Sì. Siamo in un ambiente che di per sé è una metafora anche di una concezione che è molto più ampia, che spazia appunto dal living fino alla cucina, un concetto di tradizione, quindi di tutela della natura, di tutela del territorio friulano che è unico e splendido, e di innovazione, di design. Com'è possibile dal tuo punto di vista che tradizione e innovazione possano convivere senza che vengano profanate l'una con l'altra? C'è bisogno di una buona apertura mentale da parte di chi la interpreta. Credo che la tradizione, nel nostro credo, la tradizione è fondamentale. Una delle regole della Subida è mantenere in qualsiasi cosa facciamo, partendo dai piatti a proposte, a offerte o a nuove creazioni, mantenere in tutte queste cose un legame col nostro territorio, con la nostra tradizione, senza però non guardare a quello che succede oggi, guardando a quelle che sono le esigenze sia culinarie che di vita dell'ospite moderno. La Subida è immersa nel verde, nella natura, nei vigneti. Questa concezione di slow, quindi di ritorno alla lentezza, ai ritmi lenti della vita in qualche modo agreste, credo che si sposino in qualche modo anche col concetto di green, di bio, di ecosostenibilità che stanno sempre più prendendo piede, soprattutto ultimamente. Credi che si tratti semplicemente di una moda passeggera? E come in Italia viene vissuto questo concetto di tutela di un territorio che effettivamente stiamo sempre più bistrattando? Nel nostro caso il fatto di mantenere un forte legame con la natura
è sempre stato un cardine importante. L'idea iniziale era quella di ricreare un borgo contadino dove appunto il turista magari dalla città potesse rifugiarsi per un breve momento. Quindi il fatto di mantenere questo legame col verde è sempre stato molto importante. Addirittura si è implementato nell'inizio degli anni 2000, quando abbiamo iniziato a pensare alle costruzioni in legno. Prima a livello familiare, poi anche, come siamo in questo caso, a livello turistico. E quindi il fatto di pensare a un'agricoltura più naturale, fra virgolette, è stato ed è però per noi oggi un'evoluzione molto, molto forte. Dall'altra parte abbiamo voluto anche sviluppare altri ambiti di ecologia, alcuni dei quali ci hanno dato delle grandissime soddisfazioni, altri meno, ma questo penso sia un qualcosa che poi a ogni impresa debba essere cucito su misura. Sì. La Subida trae la sua unicità proprio dal collocarsi in una terra di mezzo, in una terra di confine, in un ibrido, mettiamolo così, tra la pianura slovena e la montagna danubiana, in qualche modo. Come credi che questa commistione di culture, di territorio possa aver arricchito la Subida e abbia contribuito a renderla effettivamente un ambiente unico? Allora, qua siete tutti bilingue. Sì, la Subida in realtà è la chiesetta che sta qui vicino a noi, ed è per la nostra gente il confine culturale tra l'italianità, ovvero il mondo friulano. Cormons è considerato un paese friulano, e il mondo sloveno. Quindi al di qua della chiesetta la cultura è slava. Alla chiesa ogni settimana si fa la messa in sloveno, pur essendo in Italia. Le famiglie da questa parte sono tutte bilingui, quindi sì, cittadini italiani, ma di cultura slovena. Credo che lo scambio culturale sia un qualcosa di veramente importante e sia una delle caratteristiche che rende questa zona o zone di confine così uniche e irripetibili, sia a livello di offerta, sia anche a livello di apertura, perché trovo che personalità che crescano o nascano in ambienti dove non ci siano dei limiti così inquadrati siano poi nel futuro più aperte a nuove esperienze. Due dei punti di forza da un punto di vista gastronomico della Subida sono sicuramente il vino, di cui tu hai creato appunto un'etichetta tutta tua, e l'aceto. Due prodotti che in qualche modo necessitano dei ritmi lenti, di tante cure, di tante attenzioni, di una crescita molto slow in qualche modo. Come pensi che questo ritorno ai ritmi lenti possa convivere con la vita frenetica dell'attualità? E, ultima domanda, non meno importante, metaforicamente e non, quanta pazienza ci vuole per ottenere dei veri risultati? Il slow penso sia un punto importante nella caratterizzazione di prodotti di nicchia. Quindi è normale che l'aceto industriale venga fatto in una giornata e costi 2 euro al litro, ma se vogliamo un aceto vero abbiamo bisogno di aspettarlo e di lasciare che la natura faccia il suo corso, e quindi abbiamo bisogno, per esempio nel caso dell'aceto, di avere almeno 1 anno di affinamento perché il vino si trasformi pian piano in aceto. E questo è quello, il tempo è uno dei fattori che rende poi questi prodotti così unici e caratterizzanti di alcune produzioni. Per quanto riguarda il vino invece il tutto è più codificato, è più facile da trasmettere, è l'ultimo progetto che la famiglia ha voluto iniziare, ed è appunto nato l'anno scorso, nel 2006. Dunque, metaforicamente e non, quanta pazienza e quanto tempo ci vuole per ottenere i risultati sperati? Quanto basta? Risposta molto pragmatica. Credo che il tempo sia, nelle produzioni particolari, il fattore che le rende uniche.
L'X Factor. Sì. E tu sei un esperto di vini, quindi hai fatto i tuoi studi in enologia e comunque ti stai formando e sei un appassionato di quest'ambito. Un brindisi a? Non lo so. Se dovessi fare un brindisi in questo momento, a cosa vorresti brindare? In questo momento della tua vita? Un viaggio, una persona? Una persona. Allora, nel vostro sito si legge: sarete graditi ospiti di una dozzina di appartamenti. C'è un campo da tennis, un parco giochi, un maneggio con un bel gruppo di cavalli e così via, che riempiranno il vostro tempo libero. Cosa significa riempire il tempo libero? È un argomento che ci impegna ogni giorno, anche perché ci stiamo rendendo conto che riempire il tempo libero a volte vuol dire molto ma nulla. Ci stiamo rendendo conto come più e più persone abbiano bisogno semplicemente di una sedia in mezzo al bosco e magari un libro da leggere, e quindi ci stiamo rendendo conto come l'idea di un qualcosa di semplice e di essenziale sia in realtà più efficace che non la grande insegna e la grande attrattività in effetti a proposito appunto di libri e di letture, sono rimasta molto colpita dal fatto che tra le attrazioni e la descrizione del vostro sito ci fosse: noi offriamo un cielo stellato da osservare e un libro da leggere. Chiaramente nella società digitale siamo degli onnivori, dei divoratori di parole, ma mi ha colpito il fatto di essere ritornati al cartaceo, proprio alla sensazione tattile di avere qualcosa da leggere. Come mai la scelta di questo elemento come simbolo in qualche modo del vostro resort? Forse semplicemente proprio per contrastare questo, perché qui da noi il telefono prende poco. e quindi il libro più che un momento di serenità sotto le stelle prima di andare a dormire è più che mai bisognoso. Alla Subida c'è una trattoria e un'osteria. Una trattoria al Cacciatore che propone una cucina di gran qualità, che è stata addirittura insignita del premio Michelin, dove tua sorella propone dei piatti gourmet. Ma cosa significa fare dei piatti gourmet nel rispetto della tradizione in qualche modo? Per quanto riguarda il nostro ristorante, che appunto si chiama Trattoria al Cacciatore, è sempre stato un cardine il fatto di mantenere viva la tradizione. Quindi per l'ospite che viene alla Subida ci saranno sempre delle ricette che resteranno uguali e che sono sempre rimaste uguali. Quindi mia nonna faceva lo stinco di vitello al forno, e mio padre ha fatto lo stinco per tutta la sua vita, e io farò lo stinco per tutta la mia vita in quel modo. Poi però c'è spazio per Alessandro, per mio cognato, il nostro chef, e per la sua creatività, perché appunto è un assurdo pensare che tutti oggi e domani continueremo a mangiare quei piatti della tradizione. Da una parte perché probabilmente non siamo più in grado di mangiarli, perché quei sapori forti, quei condimenti pesanti non sono più cose che oggi i fisici riescono a digerire bene, e dall'altra parte perché bisogna andare incontro a nuove generazioni, a nuove esigenze. E in che modo sempre questo fatto di essere una terra di confine ha influito sulla tradizione? È una tradizione più italiana o più slava, slovena? La tradizione qui da noi è molto mista. È molto mista. Un semplice esempio: noi condiamo con il burro, non condiamo con l'olio. Da noi si mangiano i gnocchi di susine come primo piatto, non come dolce. Quindi il fatto di essere passati dall'impero austro-ungarico al Regno d'Italia, però mantenendo sempre un forte legame con la cultura slovena e slava, ci ha permesso di arricchire in maniera esponenziale tre forti radici culturali che vadano sia dalla parte gastronomica che altro. Sì. Per quanto riguarda sempre il mondo della ristorazione, la Subida viene descritta come un tempio dove un tempo si offrivano rane e gamberi. Come mai? Sì, da cosa deriva noi questa? Siamo leggermente rialzati su una piccola collina, ma alle nostre spalle c'è questa
vecchia palude. Ed era tradizione, o era non tradizione, era semplice per i miei nonni andare a raccogliere le rane e le lumache e i gamberi di fiume nella palude dietro casa e nei boschi attorno. E offrirli ai viandanti? Sì. Diciamo che il menù iniziale della subida del 47-48 era appunto rane o lumache e poi una specie di spezzatino di quello che il nonno cacciava durante la settimana. Un'osteria che offre dei cibi per l'ogni dì. Che cos'è per te il cibo dell'ogni dì, quello di cui non ti stancheresti mai? Diciamo che la risposta più diretta sarebbe dirvi che la famiglia mangia in osteria ogni giorno, quindi per noi è il nostro tavolo dell'ogni giorno e quindi cerchiamo di offrire quello che una famiglia o una persona vorrebbe trovare a tavola come se fosse a casa, quindi cose un pochino più semplici, più tradizionali se vogliamo, quindi una bella minestra calda per l'inverno, magari un buon piatto di pasta più leggero con delle verdure per l'estate e qualcosa di un pochino più giocato, dipende dalla stagione. E se tu fossi un piatto tipico della cucina friulana? La mia infanzia si è sviluppata attorno al fricco e agli slicrofi. Che cosa sono? Il fricco è questo piatto molto molto tradizionale friulano, lo potrei descrivere come una frittata di patate e formaggio, molto molto leggero. Gli slicrofi invece sono dei tortelli fatti tradizionalmente nella Valle d'Idria, non molto lontano nelle valli slovene, con un magistrale gioco di bravura di queste vecchie signore che con le mani fanno questi tortelli ripieni di patate insaporite con un po' di erbe e anche questi hanno dei sapori molto molto particolari. Comunque salato, non dolce, salato tutta la vita. La dieta mediterranea è un patrimonio dell'UNESCO. Come credi che la semplicità e la genuinità non solo delle materie prime a livello culinario, ma anche dei materiali semplici, gentili come il legno, di cui la subida è ricca, possono contribuire a far sentire una persona a casa, proprio come la subida vuole, nel focolare? Fa parte un pochino del nostro essere italiani, credo, il fatto di essere abituati al vero gusto del pomodoro, alla leggerezza dell'olio di oliva, alla pasta che non deve per forza sapere di 1000 condimenti, ma deve essere pasta ed è sicuramente il biglietto da visita che uno dei biglietti da visita che meglio ci rappresenta in giro per il mondo. Non dobbiamo essere sciocchi nel gettare via questo e cercando di replicare altre culture e altri modi di cucinare. Sì. Sempre qui alla Subida, appena si entra, si vede una bellissima brochure che racconta in immagini questo posto meraviglioso. Avete una brochure e avete un sito dove all'interno c'è un blog, quindi diciamo la natura si converte anche al digitale. Tu sei giovane, ripeto, secondo te quanto è fondamentale in generale per fare impresa, ma anche per rendere appetibile un posto immerso nella natura come questo, digitalizzarsi e utilizzare tutti i mezzi di comunicazione del web? Ho un parere discordante su questo, nel senso che una parte di me dice che il futuro passerà per forza attraverso la digitalizzazione e quindi per me è indispensabile presentare la Subida all'ospite che viene a trovarmi con delle immagini, quello che può trovare sulla proprietà. Dall'altra parte però trovo anche molto affascinante il fatto di scoprire questi angoli da solo, dicendogli vada a farsi una passeggiata all'interno della nostra proprietà, scopra dov'è il nido, dov'è il fienile, dove può fare la vasca in mezzo alle felci, perché dà quel pizzico di romanticismo e di peculiarità più unica.
La Subida è un complesso di tante piccole casette, degli appartamenti, c'è quella della nonna, del bosco, dell'acetaia. Se dovessi descrivere quella del tuo cuore, cioè tu quale di queste saresti? È una domanda molto difficile perché questi gruppetti di case rispondono a dei momenti che i miei genitori hanno vissuto. E quindi, come dicevo prima, la nascita del borgo contadino poi si è evoluta in delle case molto più essenziali e molto più rivolte alla natura. Nella mia intima personalità trovo che le case del bosco siano quelle che mi rispecchiano di più, perché queste grandi vetrate, una parete, fisicamente una parete della casa viene eliminata e viene sostituita con una vetrata, rendendo il contatto diretto tra l'ospite che è all'interno e il bosco che è all'esterno un tutt'uno, siano le case per me più interessanti. Quindi una persona che comunque sei una persona che ama la pace, che ama la tranquillità. Assolutamente e sì. Se ti dovessi descrivere come un elemento naturale, saresti una quercia solidissima o una felce che comunque sinuosa in grado di persuaderti con i suoi rumori? No, nel preferisco vento? la quercia. Una quercia, Sì, sei un pochino solido più e austero. pragmatico. Sì. Un'altra domanda che mi sorge spontanea: quando la Subida si presenta c'è un elemento molto interessante che è quello di una streghetta che è un personaggio che viene ricavato probabilmente dalle fiabe, dai detti popolari, che generalmente sì è una streghetta, ma la strega come personaggio mitico, mitologico viene generalmente associata a un personaggio un po' cupo, no? Sì. Ai bambini si dice fai il buono altrimenti arriva la strega. Come mai questa streghetta che insegna al sole il percorso che deve compiere per tramontare o sorgere? Non l'abbiamo scelta per un motivo preciso, è stato poi ricamato attorno a lei, quindi è un pochino la streghetta buona, mettiamola così, che ti accompagna nella tua giornata alla Subida e ti fa scoprire, come dicevo prima, gli angoli che magari sono un pochino più nascosti. Ma per il turista che vuole scoprire questo angolo di paradiso c'è a disposizione un elemento un po' meno naturale del solito, che è la vespa, una vespa gialla. Gialla, sì. Non a caso la vespa, che è un simbolo molto forte dell'italianità. Come mai avete scelto? È nata l'idea della vespa, nasce nel dicembre del 2006, quando il confine tra l'Italia e Slovenia viene a cadere. E per festeggiare questo avvenimento, due famiglie, la nostra e un'altra, decidono di pitturare due vespe di giallo, un pochino il colore che rappresenta i vini friulani e il territorio friulano, e si presenta sul confine con una vespa con scritto Coglio, che è il nome della regione vinicola dove siamo in Italia, e sull'altra vespa scritto Brda, che è il fratello sloveno del Coglio. Okay. E quindi si festeggia questa unione attraverso le vespe gialle. E poco dopo tutta una serie di altre famiglie decidono pian piano di volersi equipaggiare di altre vespe gialle che diventano un grande gruppo, ce ne sono una settantina, e queste vespe possono essere private, quindi molto legate alla personalità del proprietario, oppure date a disposizione agli ospiti e ai turisti che vogliono visitare le nostre colline senza fare fatica. Alla Subida si promette di far ritrovare l'intimità. Che cos'è l'intimità? È un concetto molto complesso e molto relativo. Che cos'è l'intimità dal tuo punto di vista? L'intimità alla Subida può essere ritrovata nel quotidiano, quindi alzandosi la mattina e facendo due passi nell'angolo del bosco dedicato a sé. Può essere invece un'intimità molto più elaborata, forse l'esperienza che abbiamo creato che più si addice a questo è l'esperienza del nido, che è il nome di un appartamento. È il nome di una casetta, sì, il quale ha una serie di regole che
che vengono predisposte prima dell'arrivo dell'ospite al nido, e quindi il fatto di voler non vedere il nido prima di cena, il fatto di cenare e poi dopo cena insieme a appunto la streghetta che si materializza come un elemento della famiglia che accompagna la coppia al buio e scalzi attraverso il bosco fino a poi raggiungere il nido. Quindi l'intimità si manifesta, ecco, in diversi modi, alcuni più semplici e più diretti, altri un pochino più ricercati. È un'esperienza sinestetica, proprio a sì, tutti i sensi, diciamo, a 360 gradi. Potremmo dire che l'intimità e la sua vita si può cucire in diverse modalità e in diversi modi. Sì. Un'altra cosa che colpisce subito quando si atterra nel vostro sito è che è molto strano per un resort, ma avete una sezione dedicata ai nostri pensieri, si intitola proprio così. Da cosa nasce quest'idea? E soprattutto vorrei approfondire uno dei pensieri che è: nulla avviene se prima non si sogna. Quanto avete sognato questo posto prima di poterlo realizzare? È una domanda che dovremmo fare a mio padre e a mia madre sicuramente. Però i pensieri sono un qualcosa che abbiamo sempre cercato di coltivare. Prima presentando dei piccoli libretti per gli ospiti che venivano a trovarci e quindi potevano andarsene con delle pillole che raccoglievamo nel periodo di tempo che avevamo bisogno, e adesso li utilizziamo per attirare o per dilettare i lettori del nostro sito. Sono pensieri che ci colpiscono o creiamo durante le nostre ricerche, durante il periodo in cui abbiamo bisogno di cercare dei nuovi stimoli per continuare a crescere. Sì. Quindi i sogni sono desideri? Sì, non credo si possa creare una seconda subita senza sognare in grande. Il piatto italiano per antonomasia a cui non sapresti rinunciare? La pizza. La pizza, sì. Tutta la vita. Invece un piatto Madeleine che ti ricorda l'infanzia? Quello, un profumo che ricordi quando eri bambino? Della memoria? Di casa. Sì, un piatto della memoria. Diciamo il profumo che potrei trovare in qualsiasi momento è il profumo dello stinco. Quindi carne. È troppo inebriante. Sì. Dal tuo punto di vista, tu come vedi il futuro del Made in Italy? In difficoltà come tutti gli altri, nel senso che il futuro del Made in Italy non può essere roseo semplicemente perché è italiano. Se saremo bravi a mantenerlo così vincente e così attraente come lo è stato per molto tempo, sicuramente continuerà a essere molto importante, e se invece non lo saremo ci sarà un problema. Quindi Italians do it still better? No, non credo perché è un'affermazione troppo ampia, ci sono troppe variabili, troppi campi, No. E se invece dovessi dare un consiglio ai giovani che come te decidono di fare impresa in Italia, quali sarebbe? Direi sicuramente di essere convinti di quello che si fa, non farlo per far piacere a qualcuno o per altri motivi, e di rischiare un po' di più. Credo che nella mia generazione o anche in generazioni prima della mia manchi un pochino la voglia di rischiare. Mi hai raccontato prima, dietro le quinte, di aver viaggiato tanto, quindi di aver avuto anche delle esperienze all'estero. Quando sei all'estero, che cosa ti manca di più dell'Italia? Di cosa senti più la mancanza? Sento la mancanza di quella sensazione quasi di essere a casa, indipendentemente da quale parte dell'Italia sono. Quindi quel sentire la propria lingua, quel sentire i propri ritmi e sentirsi a casa, sentirsi quasi con intimità. Ecco, il concetto di intimità che ritorna. Ultima domanda. Se dovessi chiudere gli occhi ed immaginare di essere in un posto, in questo momento, dove saresti? Credo sceglierei un bel bosco isolato, tranquillo, con la mia compagna, a
godermi il momento. Quindi praticamente qua. Sì, forse sì. Ok, abbiamo finito per oggi, ringraziamo Mitya e alla prossima puntata. Grazie a voi.